Presidente Zaia, anche lei oggi è qui a sostenere Attilio Gastaldello. Cosa ha la Lega di diverso dagli altri partiti perché la gente dovrebbe votarla? Sì, è la seconda volta fra l'altro, sono venuto prima del ballottaggio e oggi lo ritrovo con un bel risultato del ballottaggio. La Lega ha la vicinanza con il popolo, la domanda che spesso si fa, no? La Lega sta vincendo un po' in moltissimi comuni, e pensi alla mia provincia in tutti i comuni addirittura. E qual è la formula magica? La formula magica è avere un partito che è molto radicato sul territorio e avere degli amministratori che vivono le sfide e i bisogni di tutti i cittadini. I nostri amministratori come Attilio non vivono in regge dorate, ma vivono i problemi della sicurezza che hanno i cittadini, dell'instabilità economica, del problema del lavoro, insomma i problemi di tutti i giorni. Siamo qui con il candidato sindaco Attilio Gastaldello. Abbiamo visto che per la seconda volta Zaia è venuta a sostenerla. Come sta andando la campagna elettorale? È vero, Zaia è venuto per la seconda volta e peraltro questa volta è venuto in una frazione, Araldò. Nel nostro programma abbiamo scritto a chiare lettere che noi vorremmo dare la stessa dignità a tutto il paese, cioè non soltanto al capoluogo, non soltanto al centro, ma a tutte le frazioni, e ne abbiamo due importanti, una è Araldò, l'altra è Pozzo, e a tutti i quartieri. E la dimostrazione che manterremo le promesse parte dalla campagna elettorale. Il governatore è venuto qui a Raldon ad ascoltare anche i lupatutini di questa frazione ed è quello che faremo poi, se verrò eletto, durante il mandato.